Buongiorno cari amici e continuiamo con la seconda parte della prima parte, cioè praticamente abbiamo di fatto una parte e adesso facciamo la seconda, la Hilde dietro le quinte che ride per questo, per questa pillola. Allora riprendiamo un po' questo discorso. Quindi quando noi vogliamo cercare di cambiare gli avvenimenti o quando noi cerchiamo di dare una spinta magari a situazioni che sono un pochettino deboli, che sono un pochettino insomma farraginose, insomma della serie non ne azzecchiamo nessuna, no? Da un bel po' di tempo, allora questo circuito può entrare in scena a darci una mano. È un circuito che, l'ho già detto nella prima parte, si trova gratuitamente nei migliori social e chiaramente nel sito del Capitano, dove il Garda Marietto Veneziano l'hanno messo dentro l'ultimo ebook in modo gratuito, datato 4 luglio 2022. Quindi se stai vedendo questo video fra 10 anni, cioè se nel 2032, ricordati che questo circuito è del 2022. No, dico questo perché noi abbiamo amicizie che parlano già del 2037. Noi massimo arriviamo al 2032. Quindi, detto questo, se sei in una situazione stagnante, se pensi di fare sempre, ad esempio, le stesse domande alle live interattive gratuite, è chiaro che se noi peschiamo nello stesso laghetto pensando di trovare una trota mentre ci sono solo pesci cani, il risultato sarà difficile. Quindi questo circuito cade proprio il fagiolo. Cosa facciamo? Chiediamo alle energie, alle forze, agli angeli, agli arcangeli, insomma a tutta quella pletora di nomi che gli abbiamo dato e alle forze celestiali mercuriane, che ci daranno sicuramente una risposta. Ma per utilizzarlo bene, qua nome, data di nascita o il testimone più l'intento. Fatto questo, dopo un mese, dopo averlo lasciato maturare, valorizzare, prendiamo la losanghe. Perché la losanghe? Perché la losanghe è come un cannone, tutto ciò che noi mettiamo dentro, cioè prendiamo il testimone, lo appoggiamo qui e lo lasciamo su tutto il tempo di cui abbiamo bisogno. Quindi questo circuito radionico non ha bisogno di luce perché lavora con la luce eterica, si lascia su più tempo possibile, così che il messaggio che è stato valorizzato con questo circuito chiaramente parte. Parte. Attenzione però, attenzione. Nel frattempo che noi facciamo la scelta giusta, perché chiaramente tutti i miei clienti fanno, o gli ascolto Marietto fa la scelta giusta, ma sto parlando per quelli che non conoscono ancora Marietto. Allora consiglio al Marietto questo circuito, la croce cristica, perché se siete arrivati a vedere questo video, chiaramente, la parte 2 chiaramente, c'è sicuramente un bisogno, qualcosa che manca e la croce cristica cabalistica sicuramente può dare una mano nella giusta direzione. Vi ricordo una cosa molto importante, che molti non sanno la differenza fra un circuito radionico e un sigillo. Il sigillo è qualcosa che è consacrato al corpo eterico della persona. È come, per fare un paragone, il circuito radionico è come un robottino da casa, sapete quelli che girano con le mappe e che fanno sempre gli stessi lavori. Invece il sigillo è qualcosa consacrato per chiudere quel buco eterico che quando, sigilli di Salomone intendo sempre, che quando uno nasce si ritrova e perpetuamente, visto che il buco eterico è aperto, si ritrova l'errore. Quindi diciamo che il sigillo è più come una donna che viene in casa o una signora che viene in casa ad aiutare a fare le pulizie, quindi non farà solo il pavimento ma farà anche il tavolo, la cucina e i vetri. Invece il circuito radionico è molto più limitato, sicuramente importante, sicuramente funziona, sicuramente è forte, sicuramente non costa un granché, anche perché questi sono gratis, ma è più lento. Perché è più lento come la polenta? Per il semplice fatto è che va a, con le onde di forma, a toccare alcuni punti statici. Quindi la croce cosmica, cioè scusate, la croce cabalistica va sempre attivata proprio per dare più energia. Poi ritorniamo sui nostri passi,
questo per lanciare invece il testimone e questo per cercare di dare una spinta a magari una zona, una situazione stagnante. Chiediamo di avere più conoscenze, più forze, più competenze, insomma l'amici che ci faccia cambiare la direzione che abbiamo intrapreso. Vi ricordo che questo video è la seconda parte. Se vedete questo video per la prima volta, ricordatevi che ce n'è uno che è parte con la prima sezione, col primo racconto. Sono complementari, quindi se state vedendo questa parte ricordatevi che ce n'è uno che precede questo video. Bene, cari amici, grazie e alla prossima.